Buon pomeriggio, ben ritrovati alla prima edizione pomeridiana del TG Flash di New Sicilia di oggi. Sono arrivati intorno alle 7 al molo Norimberga di Messina 104 migranti. Si trovavano tutti a bordo del pattugliatore Montecimone della Guardia di Finanza. Gli stranieri facevano parte di un gruppo più numeroso di 489 persone che si trovavano su un barcone partito dalla Libia e soccorso dalle motovedette della Guardia Costiera a sud di Portopalo. I profughi sono stati poi suddivisi su più unità navali, 180 persone al porto di Augusta, 205 a Catania e 104 a Messina. Il Tribunale ha assolto i medici di 3 strutture ospedaliere del Palermitano. Avevano avuto in cura una donna di 45 anni di Bagheria morta dopo il ricovero ed erano finiti sotto processo in abbreviato con le accuse di omicidio colposo in concorso. Il GUP ha stabilito però che il fatto non costituisce reato, gli assolti sono 11. Il presunto caso di malasanità era stato denunciato con un esposto dei parenti della donna deceduta il 7 gennaio del 2016. 3 detenuti coinvolti nei disordini avvenuti la sera di Natale nel carcere Cesare Beccaria di Milano stanno per essere trasferiti in Sicilia. In totale detenuti del capoluogo lombardo sono 7, tutti con destinazione Mezzogiorno, Bari, Potenza, Catanzaro e 3 città siciliane, ovvero Acireale, Caltanissetta e Palermo. A 2 giorni dall'evasione un quarto ragazzo, un 17enne di origine marocchina del gruppo dei 7 evasi dal carcere minorile, è stato catturato e riportato nell'istituto, come confermano fonti del Ministero della Giustizia. All'appello mancano ancora 3 ragazzi, tutti italiani. E sono stati bloccati mentre stavano recandosi ad effettuare una rapina in un'azienda di logistica e trasporti di Belpasso, siamo in provincia di Catania. Così 3 uomini già pregiudicati sono stati sorpresi su un'auto rubata e nella nottata del 22 dicembre scorso arrestati. I 3 dovranno rispondere di tentata rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione. È tutto per questa edizione, vi aspetto alle 18 con nuovi aggiornamenti. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.